Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. In questo periodo si sente spesso parlare della manovra Monti, ma quali sono le novità e i punti salienti? L'abbiamo chiesto ad esperti del settore, per noi Federica Midena. Terzo appuntamento con Apindustria. Oggi parliamo con il ragionier Comin di manovra Monti e dei nuovi adempimenti fiscali. Buonasera. Buonasera. Di cosa ci parlerà esattamente oggi? La manovra Monti ha introdotto rilevantissime novità in materia fiscale e non soltanto fiscale, ma ci concentreremo questa sera in particolare sulle novità in materia di IMU, quindi della nuova imposta municipale che colpirà i fabbricati a partire da quest'anno 2012, ma ci occuperemo anche di novità in materia di accertamento, quindi studi di settore, redditometro e indagini finanziarie con gli incisivi poteri che sono stati attribuiti per legge all'amministrazione finanziaria per contrastare l'evasione, che come sappiamo è uno dei grossi mali che affliggono il nostro Paese. Per quanto riguarda invece la movimentazione dei conti correnti bancari e la movimentazione del denaro contante, di cosa si parlerà? Sì, qui ci sono due aspetti: la normativa antiriciclaggio, quindi l'abbassamento a 1.000 euro della possibilità di movimentare denaro contante, e quindi faremo anche il punto su quello che è il panorama di sanzioni previsto per queste violazioni. Importante la normativa sui libretti al portatore, che se hanno un saldo superiore a 1.000 euro dovranno essere estinti o ridotti a questa soglia entro il prossimo marzo, pena l'applicazione di sanzioni davvero molto pesanti. Per quanto riguarda invece le imprese, la manovra più gravosa quale risulta? Beh, per le imprese mi piacerebbe viceversa concentrarmi su quella che è l'introduzione dell'ACE, cioè della possibilità di detassare la parte di reddito che, anziché essere distribuito nei confronti dei soci, viene reinvestito nella società. Questo dà diritto a consentire progressivamente la determinazione di una parte di reddito che verrà escluso da tassazione, e quindi mi concentrerei su questa, che è una delle poche agevolazioni introdotte con questa manovra. In materia di sicurezza sul lavoro, quali sono le novità e quali gli adempimenti? È stato approvato a inizio gennaio il nuovo accordo Stato-Regioni, nello specifico per i datori di lavoro che assumono l'incarico di responsabile aziendale. C'è stata una divisione a livello di rischio in 3 categorie: rischio basso, rischio medio e rischio alto. La novità è che l'RSPP, datore di lavoro che vuole assumere questo incarico, non seguirà solamente un corso di 16 ore, quindi non per tutte e 3 le categorie, ma appunto in base al livello di rischio ci sarà un corso di 16 ore, di 32 o di 48. Prima non c'era molta chiarezza per quanto riguarda gli aggiornamenti. Adesso si sa che anche qui ci sono differenze per quanto riguarda le diverse categorie di rischio. Le aziende di rischio basso dovranno fare 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni, rischio medio 10 ore e di 14 ore sarà l'aggiornamento per le aziende a rischio alto. Al di là di questi problemi normativi e procedurali, ovviamente, come i nostri telespettatori possono facilmente rendersi conto, si inserisce il problema economico che deriva dalle speculazioni finanziarie. Noi non abbiamo una crisi economica, quello che la gente forse non coglie è che non siamo in presenza di una crisi economica. L'incrocio tra domanda e offerta crea il mercato. Siccome c'è molta domanda e c'è molta offerta di prodotti, non siamo in crisi economica. La crisi nostra è una crisi neanche delle banche, dei sistemi finanziari, che stanno togliendo linfa vitale alle nostre capacità produttive. Apindustria è presente, continua a dare i suoi servizi, continua a essere di supporto al tessuto produttivo e anche per queste aziende in difficoltà non solo non le isola, ma intensifica i propri sforzi per aiutarle a uscire dalle secche.